professoressa, siamo qui all'interno del centro trasfusionale per parlare di donazione del midollo. Tra l'altro in questo momento molte persone stanno facendo anche la donazione di sangue, che spesso sono correlate. Chi è donatore di sangue spesso diventa anche donatore di midollo. Esatto, anzi l'attività di donatore di midollo e di accoglimento di donatori di midollo abbiamo voluto proprio integrarla anche nell'ambiente trasfusionale, proprio perché le due tipi di donazione sono estremamente legate tra di loro. Non solo, ma una può incentivare l'altra e negli nostri anni abbiamo grande necessità di entrambi i tipi di donatori. E spesso proprio durante l'estate si dice c'è un enorme bisogno di sangue, c'è un enorme bisogno anche di midollo? C'è sempre bisogno di donatori di midollo, purtroppo non sappiamo che la donazione di midollo è dedicata a quei pazienti che hanno delle malattie molto gravi di tipo oncoematologico e la donazione di midollo può essere risolutiva in alcuni casi quando la terapia tradizionale non è così efficace. La richiesta di pazienti è elevata anche perché tutti ci si è organizzati in un registro che va oltre quello che è l'interesse nazionale e quindi è un registro mondiale. Noi contribuiamo alla cura di un paziente che può essere dall'altra parte del mondo, così pure come un paziente che è in Australia può donare per un paziente nostro. E questo è legato proprio alla diversità di ciascuno di noi e andiamo a cercare in tutto il mondo chi è più simile a quel paziente in maniera tale che il trapianto sia quanto più efficace possibile. Come sta il nostro registro provinciale nel suo piccolo, tra virgolette? Il registro provinciale è, direi, abbastanza buono. Il Veneto è una di quelle regioni in cui i donatori sono proporzionalmente alla popolazione in numero maggiore. Il registro nazionale anche ha dei numeri buoni. Qual è il problema? Il problema che si sta verificando è che i giovani sono sempre meno. Per motivi demografici, lo sappiamo che c'è un'inversione dell'albero demografico. L'altro aspetto è che molti giovani vanno all'estero, andando all'estero poi tolgono risorse all'Italia, non soltanto dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista donazionale. Motivo per cui c'è un maggior numero di persone che escono dal registro rispetto ai nuovi entrati nel registro. Quindi dobbiamo cercare di mantenere l'equilibrio tra chi esce e chi entra e quindi è importante che altre generazioni, le giovani generazioni, accedano al registro di midollo. Tra l'altro poi in questo periodo abbiamo avuto il problema del Covid e questo ha un po' rallentato, diciamo, i lavori, se così possiamo definire le cose. Sicuramente ha rallentato tutto, ma ha rallentato tutte le attività sanitarie. Voi sapete che tutta la sanità si è concentrata ovviamente nella cura di questa malattia che è stata effettivamente ed è ancora presente in maniera importante nelle nostre città e nel nostro paese. Il Covid ha rallentato ma non ha fermato. Adesso tutte le attività sono riprese, comprese anche le attività donazionali. Stiamo preparando un donatore in questo periodo, anche per le prossime settimane. Però l'attività donazionale non si è mai fermata e questo è stato possibile perché da subito sono state messe in atto quelle norme di sicurezza per garantire un accesso sicuro ai centri donazionali. Quindi questo vale sia per i donatori di sangue sia per i donatori di midollo. Quale sarà quindi la previsione futura di qui al prossimo inverno? Si continuerà come sempre fondamentalmente? Si continuerà con la prudenza, con l'utilizzo dei presidi che conosciamo, quindi l'igiene delle mani, l'igiene delle persone, l'utilizzo della mascherina quando è necessario. Sicuramente negli ambienti sanitari come il centro di raccolta sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina e con i controlli della temperatura e del triage che viene fatto, cioè di quello screening preliminare a voce che viene fatto prima che il donatore entri nei centri di raccolta. Questo garantisce che le persone che entrano siano le persone quanto più possibile sicure e sane. E da una parte la parte medica, scusi il gioco di parole, dall'altra quella di sensibilizzazione. Diventa ancora più importante in questo momento fare sensibilizzazione. Certamente riprenderemo l'attività di sensibilizzazione
A settembre, ottobre saranno previste appunto delle giornate dedicate al reclutamento di donatori di midollo, vanno a sostituire quella settimana di promozione che era già programmata per gli altri anni e è chiaro che cambierà un po' l'organizzazione. Dovremo prevedere probabilmente una prenotazione o comunque un accesso controllato al centro di raccolta per evitare gli assembramenti. Prevederemo, come per tutti i donatori, i controlli preliminari prima dell'accesso alla donazione o comunque alle visite di reclutamento, cioè attueremo tutte quelle norme, però non molleremo, non desisteremo da quella che è l'attività promozionale, che è tanto più importante proprio per i motivi che vi dicevo prima. È così importante che l'attività è stata presa in carico anche direttamente dalle reti trasfusionali che si sono fatti promotori di questa iniziativa di ADMO. Anche perché la compatibilità rimane sempre 1 a 100.000. Esatto, la compatibilità resta quella, non siamo diventati più uguali nonostante il Covid ci abbia accomunati tutti, però dal punto di vista genetico continuiamo a essere diversi l'uno dall'altro, quindi la probabilità di compatibilità è sempre la stessa, molto bassa, e quindi abbiamo bisogno di grandi numeri per poter avere e dare un minimo di certezza e di speranza a questi pazienti. Un'ultima cosa, il trapianto di midollo comunque può veramente salvare una vita anche in termini medici? Assolutamente sì. È chiaro che il trapianto di midollo è considerato la tappa ultima dopo che le terapie sono fallite. In alcuni casi, pochi casi, può essere anche l'obiettivo primario perché comunque la terapia è solutiva. Però in alcune condizioni proprio è l'ultima speranza che noi diamo a queste persone e non possiamo sicuramente toglierlo. C'è anche una questione di privacy, nel senso che io non so a chi dono il mio midollo. Questo fa parte del concetto della donazione, è la privacy, cioè non sapere a chi va il midollo oppure la sacca di sangue oppure un organo solido, fa parte della legge italiana. Ma fa parte anche della cultura degli italiani che donano indipendentemente dalle persone che riceveranno il loro dono. Questo l'abbiamo visto anche recentemente, proprio in occasione del Covid, con il progetto della donazione di plasma da soggetti guariti, la grande disponibilità indipendentemente da quello che sarà l'utilizzo del plasma e chi utilizzerà poi comunque quel tipo di terapia, che sia una sacca di plasma, di sangue oppure di midollo. Si è parlato tanto di tamponi con il Covid, sarà possibile pensare a un tampone anche al posto della donazione di sangue di midollo? Al posto della donazione, cioè del prelievo, al posto del prelievo di sangue. Del prelievo per la tipizzazione si potrà pensare anche a questo, però secondo me i percorsi devono essere ancora perfezionati, sia nella consapevolezza di quello che si fa nel momento in cui si dà l'adesione al registro, sia nelle tecnologie che per l'analisi di questi presidi di prelievo e anche proprio per gli aspetti organizzativi. La legge ancora non è così aperta per poter consentire su larga scala questo tipo di diagnostica, quindi ci arriveremo. Voi sapete che le tecnologie diagnostiche sono molto veloci nel loro progresso, però in questo momento io mi sentirei più sicura con il prelievo tradizionale. Un'ultima cosa, tanti ci chiedono perché non è possibile entrare nel registro dopo i 35 anni, il limite è basso? Qui questo è un concetto un pochino, forse difficile da capire, perché tutti considerano che potremmo fare tutto fino all'ultimo momento, cioè anche a 50 anni aderire al registro. In realtà bisogna anche essere consapevoli della sostenibilità dell'organizzazione. La diagnostica che implica l'arruolamento al registro è una diagnostica molto costosa, quindi nel momento in cui si accetta un donatore si fa anche un investimento su questo donatore. Farlo in un'età giovane, cioè nel momento in cui noi sappiamo che abbiamo davanti 20 anni per poter utilizzare, brutto il termine, però ricorrere a questo donatore, fa sì che si abbattano i costi.
Sentiamo parlare tutti i giorni di sostenibilità del sistema sanitario. Il nostro sistema fortunatamente garantisce tutto a tutti, gratuitamente, però dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo.